Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio, come vedete passare nella parte bassa del vostro televisore questa nota. Domenica mattina saremo in diretta per un'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, della nostra informazione, per raccontarvi per filo e per segno tutto quello che succederà a Bassano per l'inaugurazione del Ponte Vecchio. Saremo nel teatro all'aperto in cui arriveranno le autorità, sarà presente il Presidente del Senato Casellati, sarà presente Luca Zaia, ci saranno tantissimi sindaci da tutto il territorio. Vi racconteremo poi il taglio del nastro e anche la sfilata degli alpini, perché sfileranno centinaia di alpini per celebrare il centenario della sezione Montegrappa, la sezione di Bassano delle Penne Nere, quindi una domenica mattina da passare con Rete Veneta, con tutte le immagini di questo straordinario evento che va a chiudere un periodo non solo per Bassano ma anche per il Veneto, idealmente di difficoltà, di rinnovamento, di lavori, di restauro, e apre, speriamo, una nuova era, anche perché i dati che ci arrivano dal coronavirus fanno ben sperare. Quindi ricordiamo, domenica mattina in diretta qui su canale 18 in edizione straordinaria. Per chi è fuori dal Veneto ci saranno anche gli streaming su Facebook, sarà possibile vedere sui nostri social tutto quello che succede. Adesso chiudiamo questa parentesi dedicata agli annunci e cominciamo a vedere la cronaca di questo periodo davvero molto complicato. Abbiamo anche una notizia che ci arriva da Possagno che deve ancora essere ricostruita in modo esatto, ma poi la vediamo con i nostri giornalisti che sono sul posto. Pare che qualcuno si sia arrampicato sulla scalinata del Tempio di Possagno. Ricordiamo, parliamo anche del Canova, nel bicentenario proprio del grande scultore, con un fuoristrada. C'è un video che gira, poi ve lo facciamo vedere. Noi siamo già sul posto per capire che cosa sta succedendo. Questa però è una notizia decisamente più drammatica. Parliamo di un arresto di un minorenne autore di una rapina. Ha puntato il coltello alla schiena di uno studente di 14 anni, poi afferrandolo per il collo lo ha costretto a seguirlo in un'area isolata vicino alla stazione delle Corriere di Castelfranco. La vittima, che stava andando a scuola, è stato aggredito da un quindicenne originario del Bassanese ma residente nell'area castellana. Violento e determinato, ha obbligato il giovanissimo a consegnargli l'iPhone e a dargli la password di accesso. Poi ha gettato via il coltello, un'arma della lunghezza complessiva di 17 cm, di cui 7,5 di lama, e poi si è allontanato. Successivamente il ragazzo ha contattato i genitori della vittima proprio per chiedere di poter accedere a tutta una serie di funzioni del cellulare che erano in quel momento bloccate, quindi minacciando di possibili ritorsioni nel caso in cui appunto queste password di sblocco non gli fossero state date. Un piccolo malvivente in erba non solo ha minacciato di distruggere il cellulare rubato, ma anche di far del male al figlio se fossero state avvisate le forze dell'ordine. Sotto shock la famiglia ha chiesto aiuto ai carabinieri. Le ricerche sono partite immediatamente ed è stato individuato, è stata anche recuperato l'arma utilizzata per compiere questo gesto criminoso. Attualmente si trova ristretto presso la propria abitazione. Il GIP presso il Tribunale dei minorenni di Venezia ha emesso a suo carico una misura cautelare. Il quindicenne è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata. Inizialmente sostanzialmente ha negato gli addebiti dicendo che aveva ricevuto questo telefono da un suo conoscente, però poi insomma è stato smentito subito dai fatti, perché dal cellulare era già stata tolta la SIM ed era stata anche cambiata la password di accesso, quindi poi insomma c'è stata la missione da parte del ragazzo per quello che aveva fatto. Il Tribunale dei minori di Venezia ha ritenuto che ci fosse il rischio concreto che il giovane potesse commettere ulteriori gesti criminosi. Spaccio, rapine, sempre più spesso ad essere coinvolti sono giovanissimi. Sono segnali sicuramente che dobbiamo cogliere, e quindi sicuramente oltre all'attività di contrasto che viene svolta quotidianamente dalle nostre stazioni c'è ovviamente la volontà di svolgere anche un'attività di prevenzione coinvolgendo tutte le altre agenzie educative, le istituzioni, proprio per cercare di prevenire fenomeni di questo tipo. Fondamentale, spiega il colonnello Turrini, è fare rete tra istituzioni e famiglie, ma soprattutto ora post pandemia i carabinieri potranno tornare a scuola per fare prevenzione e parlare con i ragazzi di regole e legalità.
Questa era una delle notizie più importanti, anche più particolari di questa giornata, di questo periodo, ma parliamo ancora di giovani, anche di disagio giovanile in un certo senso, perché sono in aumento le baby gang e sono in arrivo anche provvedimenti, ad esempio il DASPO urbano. Vi ricordiamo, il DASPO è quell'operazione meramente sportiva all'inizio, adesso insomma riguarda invece anche la società civile, che allontana in pratica delle persone da un luogo in cui non possono stare per alcuni comportamenti. Parliamo ad esempio delle risse avvenute in centro storico a Treviso. Il sindaco Conte prende appunto provvedimenti. È successo a me, lo dico proprio qui in diretta, è successo a me 2 sabati prima, ero in moto, mi sono fermato in centro, sono passati 2 ragazzi sulle strisce pedonali, mi ha sputato sulla moto. Treviso blindata per il 3° sabato consecutivo a causa del crescente fenomeno del babybullismo, preoccupatissimi gli esercenti del centro e l'intera comunità. Bisogna che capiscano che queste cose a Treviso, e io spero ovunque, non sono accettate e non sono soprattutto prese alla leggera. Cioè una scazzottata in centro, ma anche in un quartiere, se verificata, viene punita nel modo corretto. Un grave fenomeno sociale dove spesso le famiglie si fanno complici giustificando il comportamento dei propri figli. Stiamo intervenendo con l'ausilio delle forze dell'ordine perché in questo momento dobbiamo interrompere questi episodi, però soprattutto dobbiamo coltivare una nuova cultura, un nuovo senso civico e lo faremo partendo dall'educazione dei più piccoli, coinvolgendo anche i genitori di questi ragazzi, perché è evidente che c'è un vuoto familiare. Il supporto delle forze dell'ordine è fondamentale nell'attuare una serie di misure che possano responsabilizzare coloro che commettono gli atti vandalici. Per queste persone qua, per questi ragazzi, ovviamente ci sarà una denuncia con il conseguente DASPO urbano. Francamente io spero che queste situazioni siano limitate, ma lo dico per i ragazzi, non tanto perché mi diverto a denunciare, però chi compie dei gesti particolarmente gravi come aggressioni a cose o persone deve essere denunciato e deve pagare fino in fondo i danni che combina. E tra le misure che potranno essere adottate c'è anche il DASPO urbano, che viene valutato se applicare ai ragazzi che sono già stati individuati dalle forze dell'ordine. Li convochiamo unitamente ai genitori, perché la responsabilità è sì dei ragazzi ma anche dei genitori, e poi in base all'atteggiamento che assumeranno, all'assunzione di responsabilità e all'ammissione delle loro colpe, decideremo come procedere. Proseguono invece a Vicenza le operazioni nei confronti dello spaccio di droga. Conosciamo la situazione del capoluogo iberico, è quasi endemica, possiamo dire, ormai da tanto tempo. Vicenza è considerata purtroppo, suo malgrado, una delle capitali dello spaccio in Veneto da tantissimo tempo. L'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, le istituzioni stanno cercando di lottare contro questa situazione di degrado. Sono state fatte segnalazioni e denunce ancora una volta a Campomarzo. Non ha sosta la lotta allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti a Vicenza. 8 le persone segnalate e un pusher denunciato dagli agenti del nucleo operativo speciale della polizia locale negli ultimi 15 giorni. L'area interessata ancora una volta è Campomarzo e zone limitrofe. I consumatori segnalati alla prefettura nel corso delle diverse operazioni sono residenti in città e province di varie età. Denunciato invece un pusher di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, al quale sono stati ritrovati 1.400 euro in contanti quale provento di spaccio. Cocaina, eroina e marijuana, le sostanze stupefacenti sequestrate. Intensificate infine le verifiche dopo alcune segnalazioni da parte delle pattuglie anche nella zona di Ponte San Michele, luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi. Questo era un servizio di Gabriella Basso. Noi invece andiamo da Gabriella Basso dal vivo, perché a Vicenza è successa una vicenda un po' particolare. Raccontaci, Gabriella, buongiorno. Sì, buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Siamo zona Piscine, quartiere di Vicenza, una laterale di via Durando. Qui vedete alle mie spalle ci sono ancora i camion dei vigili del fuoco, c'è un'ambulanza perché questa mattina verso le 11 c'è stata un'esplosione in una palazzina, 10 appartamenti. All'interno sembra dai racconti delle persone che abbiamo sentito che abitano qui in zona ci sia stata
stato un litigio tra una coppia, marito e moglie o compagni, da qui poi le urla sono usciti e nello stesso tempo però poco dopo sarebbe scoppiato questo incendio. Secondo quanto detto al momento dai vigili del fuoco, non si escluda la matrice dolosa dell'incendio, forse potrebbe essere stato lo stesso marito ad appiccare l'incendio, comunque aver creato le condizioni perché ciò avvenisse. Tra l'altro proprio in questi momenti, pochi momenti fa, insomma, la moglie, la compagna è ritornata sul posto, perché fortunatamente nessuno è rimasto ferito, perché nel frattempo tutti erano usciti, anche la figlia di 7 anni fortunatamente era a scuola, quindi intanto diciamo subito che non ci sono feriti. L'appartamento è completamente distrutto e hanno evacuato ovviamente i residenti della palazzina. Per il momento sono 10 appartamenti, dicevo appunto che c'è stato questo litigio tra la coppia, urla, strepiti, tanto che gli stessi vicini hanno chiamato i carabinieri, poi si sarebbero allontanati, il tempo di allontanarsi e poi le fiamme, l'incendio. Questo al momento il quadro della situazione. Dicevo, tra l'altro sul posto sono ritornati sia la moglie che il compagno sarebbe stato portato portato via dai carabinieri, quindi probabilmente per essere sentito su quanto accaduto. La signora è stata aiutata dagli inquilini, portata al riparo anche dalle nostre telecamere giustamente e soccorsa, perché si è sentita male visto quello che poi alla fine è successo. Gabriella, allora intanto grazie, noi abbiamo visto le prime immagini di questa vicenda che ci avete mandato proprio dal posto, abbiamo visto, si vedeva ancora il fumo che usciva dalla palazzina. Allora noi adesso siamo in pubblicità, però se ci sono altre informazioni, ci sono altre notizie da Vicenza, non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori, a meno che tu non abbia altri aggiornamenti al volo sul capoluogo berico. Benissimo, no, Gabriella, allora perfetto, intanto grazie, poi ti raccomando sentiamoci per questa faccenda, perché ci sono molte cose ancora da chiarire. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a te. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. Adesso facciamo una brevissima pausa con la regia di Alessandro Costacurta. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, andiamo a vedere come è stata preparata il Bassano del Grappa, il centro storico di Bassano del Grappa, per le celebrazioni del Ponte Vecchio, per le celebrazioni del centenario della sezione bassanese degli Alpini, quindi 2 giorni in arrivo molto importanti con la diretta di domenica mattina. Noi siamo sul posto per farvi vedere, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta, in onda, anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto la cronaca da Vicenza con una palazzina in cui un appartamento è stato distrutto da un'esplosione, sembra, durante un litigio fra i marito e moglie o i compagni residenti. Non abbiamo ancora informazioni ben precise su questo fatto, però Gabriella Basso ci ha informato, poi torniamo a Vicenza per vedere che cosa succede da quelle parti. Adesso, come vi avevamo annunciato, andiamo sul Ponte Vecchio di Bassano, chiamatelo come volete, Ponte degli Alpini, Palladio, ognuno ha il suo modo di chiamare il ponte, resta sempre e comunque un monumento nazionale, un patrimonio, sarebbe bello che fosse anche formalmente dell'umanità. Su questo patrimonio c'è Alex Giuliano che ci racconta come Bassano si sta preparando all'evento di questo fine settimana. Ricordiamo che noi domenica saremo in onda dalle 9 del mattino in diretta per farvi vedere tutte le celebrazioni del Ponte Vecchio che viene riaperto, inaugurato in modo definitivo, gli Alpini per il centenario della sezione Montegrappa e molto altro ancora. Alex, come va sul ponte? Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Da una Bassano tricolore, quanto mai tricolore, perché per le vie del centro si vedono centinaia di vessilli, di bandiere verdi, bianche e rosse. Angarano è un cuore che pulsa di emozioni, di attese, perché si prevede l'arrivo oltre degli 800 alpini che sfileranno domenica sul Ponte Vecchio, anche di
tantissimi altri commilitoni da tutta Italia, addirittura c'è chi ipotizza l'arrivo, pensate, di oltre 10.000 penne nere in arrivo proprio qui a Bassano. Siamo sul ponte che è l'assoluto protagonista di questi festeggiamenti, di questo lungo weekend di grandi emozioni, e hai detto benissimo che noi di Rete Veneta vi racconteremo nella diretta di domenica mattina. E per parlare di questo e di tanto altro abbiamo un ospite che ci raggiunge qui ai nostri microfoni, Sandro Chiminello, che insomma lavora, come tutti a Bassano conoscono, alla Taverna del Ponte, una memoria storica ma anche un testimone importante. Perché? Perché sebbene gli alpini stamattina non siano ancora numerosissimi, ne abbiamo incontrati qualcuno, insomma qualche sparuto gruppetto, però diciamo che il numero più importante di arrivi è previsto nella giornata di domani. Sandro, tanti di quelli che sono arrivati a Bassano stamattina tappa fissa non solo alla taverna al Ponte, ma soprattutto al Museo degli Alpini. Certamente, perché quando vengono sempre a visitare il nostro museo, che è molto bello, e per cui a noi fa enormemente piacere. Un museo che rimane aperto durante questo weekend, un museo che sarà teatro anche di un'altra celebrazione importante. Lo ricordavi, Ferdinando, l'anniversario, i 100 anni della sezione ANA Montegrappa. Proprio nella giornata di sabato verrà svelata anche una targa ricordo. Insomma, come stanno andando queste ore di febbrile attesa? Stiamo carburando bene, siamo partiti lentamente oggi, ma domani sarà il clou per i 100 anni della nostra sezione e cerchiamo di essere presenti. E poi domenica si festeggia il nostro amato ponte. Chiediamo al nostro ospite di svelarci anche qualche curiosità, insomma, cosa mangiano gli alpini? C'è un panino che preferiscono, oppure più che altro brindisi e, come si suol dire, 4 ciacque? Forse 4 ciacque e tanta simpatia e goliardia. Sì. La sensazione che testimoniano gli alpini che sono venuti qui in visita a Bassano qual è? Perché insomma rivedere il ponte così splendente, rivedere un patrimonio così importante che ritorna a disponibilità, insomma, della comunità, è un patrimonio che ci fa sentire tutti quanti più ricchi. Qual è la sensazione? Quali sono i commenti degli alpini che sono arrivati da tutta Italia? Ne abbiamo intervistati, pensa Ferdinando, qualcuno da Palermo, qualcuno da Bologna, da Milano, insomma poi vi riporteremo nelle nostre edizioni del telegiornale tutte le varie interviste, i vari contributi. Ma che cosa dicono? Ma perché anche tanti vengono qui perché hanno fatto la naia qui, no? Allora ricordano la Montegrappa, ricordano quando venivano fuori in giro per Bassano, allora con tanti ricordi. Tanti naturalmente vengono con la moglie per far vedere dove hanno fatto la naia. E come ripeto, il ponte, bello come adesso, si fa visitare per forza. Ferdinando, hai qualche domanda per il nostro ospite? Altrimenti lo liberiamo, perché stanno arrivando clienti alla taverna, quindi lo rimandiamo dietro al bancone e invece io e te continuiamo con il racconto di questa mattinata. Allora liberiamo pure Sandro, che ringraziamo, insomma è uno dei nostri amici più vicini a Bassano, ci racconta sempre la realtà di questa città, di questo luogo, di questo ponte. Noi l'abbiamo incontrato tante volte quando il ponte era con le transenne, quando c'erano i lavori in corso, quando è stato riaperto e adesso quando viene inaugurato, quindi per noi resta comunque un punto di riferimento, un osservatorio privilegiato su questo monumento, ma lo lasciamo andare perché insomma il suo lavoro è un altro, immagino che abbia molto da fare. Ringraziamo Sandro Chiminello, grazie Alex, per la sua disponibilità. Torniamo a noi, Alex. Allora, dimmi tutto. Intanto interessantissimo tutto questo. Vediamo che magari chiediamo a Cristian Roque Allende, che immagino sia dall'altra parte della telecamera, di farci vedere il ponte, di farci vedere questa struttura. Il ponte. L'ariosità del ponte restaurato, riaperto. Sappiamo che da quando è stato riaperto il Ponte Vecchio c'è un numero veramente enorme di persone che vengono a vederlo. Per ora il flusso, vediamo, è abbastanza
tranquillo, ma immaginiamo che nel fine settimana ci sarà un po' più di movimento. Prima di andare in pubblicità però ti chiedo a te, perché hai seguito molto da vicino, che tipo di limitazioni, restrizioni ci saranno, naturalmente per sommi capi, senza andare proprio nel dettaglio. Bisognerà stare un po' attenti perché ci saranno anche dei varchi, insomma non si potrà muoversi del tutto liberamente. Assolutamente, la prima regola è non andare controcorrente, perché ci sono proprio dei flussi di circolazione che sono spiegati in maniera esaustiva da alcuni cartelli, dalla segnaletica, da alcune indicazioni, quindi anche i pedoni a piedi. Prima regola è non andare controcorrente, quindi seguire il flusso della circolazione. Sono previsti decine e decine di varchi in tutta Bassano. Pensate che la macchina organizzativa ha coinvolto oltre 400 fra esponenti della Proloco, volontari alpini che si sono messi a disposizione per controllare il tutto. Bassano sarà divisa sostanzialmente in due grossi anelli, uno più esterno che può comprendere una capienza di circa 20.000 persone e uno più ristretto che al cui centro c'è proprio la zona di Angarano e quella del Ponte, che secondo la prefettura potrà contenere al massimo 3.000 persone. Ricordiamo che agli accessi ci sarà proprio il contapersone, quindi ogni 10 minuti la prefettura sarà informata del numero di persone che saranno presenti all'interno dei due anelli. I commercianti, gli esercenti del posto ci hanno raccontato che oltre all'attesa, oltre alla gioia di rivedere le penne nere a Bassano, di rivedere insomma il ponte finalmente consegnato a tutti in maniera ufficiale, c'è anche un po' di rammarico perché c'è il problema parcheggi, c'è il problema anche plateatici, perché insomma non si potranno utilizzare i plateatici dei locali all'interno dell'anello, quello più ristretto, quello appunto che può contenere massimo 3.000 persone e che al cui centro, come dicevamo, c'è proprio la zona di Angarano e del Ponte. Si potrà accedere, entrare nei varchi chiaramente solo con il Green Pass. Bassano sta rispondendo veramente in maniera molto sentita, molto colorata e calorosa, possiamo dire, perché oltre alle bandiere esposte dalle finestre c'è veramente tanta attesa. Permettimi di raccontarti un piccolo episodio. Abbiamo incontrato una famiglia con due bambini che ci hanno chiesto se c'era un trucca bimbi, perché volevano pitturarsi insomma il viso di verde, bianco e rosso. Questo per far capire anche ai nostri telespettatori quanta voglia c'è di festeggiare e l'orgoglio di rivedere insomma una Bassano che per un weekend sarà capitale degli alpini. Allora Alex, intanto grazie per queste informazioni. Immaginiamo che tutte le attività del centro siano pronte a vivere un nuovo momento importante con quello che arriva, quindi naturalmente noi abbiamo parlato degli esercenti ma anche i negozianti, i fornai, anche tutti quelli che rimarranno aperti poi nel fine settimana, le piazze, tutta una città che si prepara a vivere un momento straordinario ed entusiasmante. Noi ci saremo come sempre, saremo con le nostre telecamere già domani a seguire tutti i vari eventi e poi naturalmente domenica mattina con il clou delle celebrazioni in diretta in edizione straordinaria. Allora Alex, noi vi liberiamo perché sappiamo che ci sono tante informazioni da raccogliere, tante cose da fare. Grazie. E ci vediamo dopo perché sappiamo che abbiamo un altro collegamento in ballo dal centro di Bassano, ma lo vediamo poi. Noi ringraziamo i nostri colleghi, ringraziamo Alex Giuliano e Cristian Roccagliente. Grazie Ferdinando, grazie a tutti. Per questo collegamento torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, però con la raccomandazione state con noi perché abbiamo ancora tantissime notizie da vedere fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta, in onda, anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, abbiamo visto un collegamento decisamente interessante dal Ponte Vecchio di Bassano. Vi ricordiamo che domenica mattina saremo in edizione straordinaria qui con voi dalle 9 fino alla fine degli eventi che presumibilmente arriveranno almeno fino alle 13 con la sfilata di centinaia di alpini. Dovrebbero essere 800 gli alpini che al termine dell'inaugurazione, dopo il taglio del nastro, i discorsi delle autorità e tutto quello che insomma fa parte di una celebrazione di questo livello con
la Casellati, con Luca Zaia, con altre autorità naturalmente sia locali che regionali che nazionali, gli alpini sfileranno sul ponte. In centro non sarà una vera e propria sfilata, perché sappiamo che in questo momento questo genere di manifestazioni devono essere fatte con grande attenzione per gli ovvi motivi connessi con il coronavirus, però sarà una lunga camminata di un gran bel numero di penne nere, uno spettacolo davvero da non perdere. Allora, in attesa di poterci collegare con Padova per capire che cosa sta succedendo, allora abbiamo la possibilità, questo lo dico anche per la nostra regia, di contattare immediatamente Christian Arboit per una lunga telefonata di informazioni per quanto riguarda il fatto avvenuto a Possagno, dove anzi gli facciamo sapere che lo stiamo chiamando proprio per parlare, dove è avvenuto una cosa un po' particolare. Insomma, un gruppo di non si sa ancora se ragazzi o adulti, questo ce lo dirà poi Christian Arboit, si sono avventurati con un fuoristrada sulla scalinata del Tempio di Possagno. Noi abbiamo anche le immagini dei carabinieri, ma prima cerchiamo di capire se riusciamo a parlare con Christian. Christian, buongiorno, siamo in diretta, raccontaci che cosa è successo, questa vicenda davvero incredibile. Sì, è una vicenda che sta facendo discutere e indignare parecchio. Immagino che il video tu lo abbia già mostrato, questa discesa veramente spericolata sulla gradinata del Tempio della Canova qui a Possagno la notte scorsa, di fatto 2 notti fa ancora non si è capito bene, di fatto sul posto ci sono anche le immagini, ci sono i carabinieri, i rilievi sono in corso, stanno fotografando, stanno capendo un po' la dinamica di questo, come lo possiamo chiamare Ferdinando, atto vandalico, gesto di sfregio. Diciamo che le parole si sprecano in questo caso, una bravata. Va detto che gli autori di questo gesto comunque hanno le ore contate, non potrebbe essere altrimenti, anche perché qui intorno è pieno di telecamere, c'è un sistema di videosorveglianza ovviamente di tutto rispetto. Parliamo di uno dei luoghi simboli dell'arte in Veneto e in Italia, non potrebbe essere altrimenti. La targa è già stata fornita ai carabinieri da parte dello stesso comune, quindi diciamo che in giornata ci potrebbero essere delle novità. Pare, uso il condizionale, si tratti di ragazzi del posto, ragazzi non ragazzini, ma insomma o nei prossimi minuti, nelle prossime ore si faranno avanti da soli o la loro posizione sembra di capire, insomma, così annusando un po' l'aria qui al Tempio di Possagno, sembra di capire insomma che la situazione potrebbe peggiorare. Diciamo che al momento c'è indignazione, come ti dicevo, tra i residenti ma anche tra i turisti. Anche oggi sono parecchi qui al Tempio di Possagno, è una bellissima giornata, quindi ben si presta anche alle scampagnate. Ci sono, come ti dicevo, i carabinieri della stazione di Pieve della Grappa, forse non ti avevo detto che si tratta appunto dei militari di Pieve, e quindi diciamo che l'indagine, se di indagine possiamo parlare, è alle sue battute proprio conclusive. Ovviamente sono arrivati i gesti, le prime condanne anche da parte del sindaco, che siamo alla ricerca del sindaco per avere una battuta di giornata, ma il sindaco che ovviamente ha già condannato quanto successo. C'è uno sdegno social, tutto è partito dai social, ma i social anche stanno esprimendo una certa indignazione di fronte a queste immagini. Tra
l'altro immagini che sono state riprese in più angolazioni, ci sarebbero più video relativi a questa bravata, e davvero non si capisce perché, come ti dicevo, la zona è veramente piena di telecamere, parliamo di un luogo simbolo, quindi non so in che modo anche questi ragazzi potessero in qualche modo pensare di farla franca. Un episodio che ricorda da vicino quello che si era registrato la notte della finale degli europei a Conegliano, quando una panda bianca si lanciò giù a rotta di collo sulla scalinata degli Alpini, anche lì luogo simbolico e pittoresco di Conegliano. Sono stati individuati in quel caso dopo alcune settimane di indagini dalla polizia locale, ma sono stati sanzionati pesantemente con tanto di ritiro della patente, e non potrebbe essere altrimenti. Allora Cristian, nel frattempo per il momento è tutto. Ti interrompo un attimo perché siamo riusciti a recuperare il video che non siamo riusciti a mandare prima per motivi prettamente tecnici, quindi lo stiamo vedendo adesso. Vediamo questo fuoristrada di cui non riusciamo a riconoscere in questo momento marca e modello. È un fuoristrada un po' datato, non è un SUV moderno, è uno di quei fuoristrada che magari si vedono ancora delle volte in montagna o in collina in Veneto. Stiamo vedendo in loop un Suzuki di colore rosso, infatti, un po' âgé. Infatti un Suzuki di qualche anno fa, di quelli con la capotina rimovibile. Diciamo che vedendo anche il tipo di contorno che c'è, potrebbe essere una partita come idea per una bravata, ma ricordiamo che una cosa del genere non è assolutamente una bravata, anzi che avrà sicuramente conseguenze molto gravi, anche perché immaginiamo che sia facile risalire agli autori dei video, dei gesti, quindi decisamente ci saranno novità nelle prossime ore. Molto ingenui, Ferdinando. Sì, comprendiamo e condividiamo questa tua idea, veramente un'ingenuità che costerà di sicuro caro, quindi il consiglio, dovesse esserci qualcuno all'ascolto adesso che conosce i ragazzi, il consiglio è quello di presentarsi il prima possibile alle forze dell'ordine, potrebbe evitare guai peggiori in futuro. Cristian, noi sappiamo che tu hai una giornata un po' complicata, quindi ti lasciamo andare, grazie per questo collegamento. Se ci sono novità su questo tema non esitare o a scriverci o a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie. Assolutamente Ferdinando, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, anche questa un'altra storiaccia dal Veneto, però con tutte le immagini, con tutto il contorno del caso, di sicuro sarà possibile risalire agli autori, se non agli autori del gesto in sé, però almeno a chi ha fatto i video. Adesso andiamo avanti con la nostra informazione, perché c'è stato un investimento nella giornata di ieri da parte di un treno, un 21enne è stato travolto e ucciso a Oriago. Vediamo se ci sono novità. 21 anni appena, la vita di questo ragazzo si è spenta lungo queste rotaie quando il treno della linea Mestre-Adria lo ha travolto e ucciso. La tragedia intorno alle 6:30 a Oriago di Mira. Sconosciute al momento le cause dell'incidente, il treno a quell'ora era zeppo di pendolari e studenti che hanno assistito alla scena attoniti. Il fatto all'altezza del passaggio a livello di via Verona. Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi e tutta la linea, che è a binario unico, è rimasta bloccata, con il treno fermato immediatamente per permettere i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo attivate le corse sostitutive con i bus per consentire ai viaggiatori di raggiungere le proprie destinazioni. Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente. Il ragazzo deceduto, secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, sarebbe di origini albanesi e residente nel Mantovano. Si trovava a Oriago, ospite a casa di alcuni amici per qualche giorno. Facciamo ora un'altra brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, siamo a metà di questo cammino
nelle notizie del Veneto, e adesso noi avremo anche la possibilità di parlare con Chiara Gaiani, che da Padova ci può aggiornare su tutte le novità di giornata. Però vediamo che Chiara si sta un po' sistemando noi abbiamo un monitor nel quale vediamo tutti i nostri colleghi, tutti i nostri giornalisti, siamo un po' in anticipo rispetto a quello che poi Alessandro Costacurta dalla regia fa vedere anche a tutti voi, quindi vediamo che i nostri colleghi si preparano, si sistemano, fanno tutti i preparativi del caso e poi quando è il momento ci fanno un cenno di via libera per poter raccontare quello che accade in giro per il Veneto. Vediamo che Chiara Gaiani il cenno ce lo sta dando, quindi andiamo direttamente da lei. Buongiorno Chiara, che cosa succede da quelle parti? Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Ho il sole che mi sta facendo un po' così dannare, infatti non era proprio l'inquadratura che avrei voluto fare, ma insomma mi dispiace, sono riuscita a fare questo, accidenti. Vabbè. Va benissimo, l'importante sono le notizie come sempre. Sì, sono a Curtarolo perché ho appena incontrato il consigliere regionale Luciano Sandonà, che mi ha dato tutti i dettagli su una notizia che l'Alta Padovana sta aspettando da davvero molti mesi. L'annuncio è arrivato ieri direttamente dal presidente della regione Veneto Luca Zaia, sono stati stanziati i fondi ed è stato sostanzialmente sottoscritto il contratto con la ditta fornitrice di Veneto Strade che si occuperà del rifacimento del ponte sul Brenta a Curtarolo, un ponte dove sono il transito, non riuscite a vederlo appunto per i problemi che vi raccontavo prima, ma è un transito incessante, è un continuo passaggio di auto e soprattutto di mezzi pesanti. Il ponte aveva dei grossi problemi di staticità, c'è un divieto di passaggio per i mezzi superiori alle 18 tonnellate, secondo me qualcuno di quelli che ho visti in questo quarto d'ora era decisamente superiore, mezzi pesanti che tra l'altro passano a velocità molto sostenute e che hanno creato dei grossi problemi di staticità. Ecco, a fine mese sarà sottoscritto il contratto tra l'azienda e Veneto Strade, che si è incaricata della realizzazione del progetto. C'è stato davvero un grande movimento da parte di tutte le istituzioni del territorio e anche della provincia di Padova, sostenuto dalla regione, per la realizzazione di quest'opera dal 31 ottobre, quindi partiranno 12 mesi di tempo perché il cantiere sia consegnato. Do una notizia di servizio, se mi permetti, che riguarda come sarà modificata la viabilità sopra questo ponte. Sarà chiuso è un ponte sostanzialmente a doppia carreggiata con una divisione proprio al centro di questa. Il ponte in direzione Cittadella Bassano Padova sarà chiuso, rimarrà aperto su doppia circolazione invece il tratto che da Padova porta poi verso Cittadella e Bassano, quindi è possibile insomma che ci siano decisamente dei rallentamenti, ma non il blocco del traffico che si temeva. Altra notizia che secondo me è una notizia molto importante: sul ponte nuovo ci sarà poi anche una pista ciclabile che servirà insomma a chi si muove su questi mezzi. Questa è davvero una situazione molto pericolosa, direi che il transito di una bici per adesso è impossibile. Costo di tutta quest'opera 3.700.000 euro, 3 milioni dei quali finanziati interamente dalla regione, quindi è una notizia davvero molto importante per questa zona, non solo per l'Alta Padovana ma direi per tutta la regione. Chiara, allora intanto molto bene questa notizia che era davvero tanto attesa da tutto il territorio. Sappiamo che il sistema infrastrutturale viario dell'Alta Padovana, il collegamento fra Padova e quello che c'è a nord di Padova, strada pedemontana veneta compresa, non è insomma il top di gamma, possiamo chiamarlo così in questo periodo. Chiara, allora noi siamo un po' di corsa perché abbiamo tanti collegamenti oggi, tantissime notizie. Ci sono anche notizie di cronaca dal Padovano in questo momento? Ecco, non so se voi ve ne siete già occupati in questi quasi 45 minuti di focus. La notizia più importante da un punto di vista di cronaca, a parte l'insediamento della rettrice Mapelli che si è svolto in questi minuti, è quello che è accaduto ieri pomeriggio a Montegrotto, dove per 4 ore un uomo è rimasto barricato nella sua abitazione. L'abbiamo seguita marginalmente ieri, sappiamo che poi c'è stato un blitz da parte delle forze dell'ordine. Tu eri presente, ci racconti al volo proprio com'è finita? Sì.
Sì, è stata una situazione di grande tensione, perché per 4 ore un uomo di 57 anni è rimasto barricato all'interno della sua abitazione. Il grosso pericolo era rappresentato da 3 fucili con relative munizioni che quest'uomo aveva in casa, che per fortuna in realtà nelle 4 ore in cui è rimasto all'interno della casa non ha mai toccato. Sul posto l'aliquota di pronto intervento dei carabinieri con un negoziatore che per 4 ore ha parlato ininterrottamente con questa persona, prima al telefono, poi anche in modo diretto attraverso una finestra. Insomma, alla fine la tensione era troppo alta e i rischi erano troppi, c'è stato un blitz. Le forze dell'ordine sono entrate da 2 diversi punti, si sono calate dal piano terra e poi anche da una finestra, da una porta finestra che è stata abbattuta, dal piano superiore, da una porta finestra abbattuta al piano terra. L'uomo è stato immobilizzato, adesso si trova in ospedale, quindi diciamo è andata bene. È andata bene, poteva andare molto peggio, è finita bene. Allora Chiara, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Naturalmente se ci sono novità dalla provincia di Padova non esitare a contattarci, le daremo come sempre in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio. Allora, adesso lasciamo il tempo alla regia di organizzare il prossimo collegamento, perché torniamo in centro a Bassano fra pochissimo per vedere come vanno le cose. Nel frattempo noi possiamo... abbiamo già... aspettiamo l'ok, perché altrimenti abbiamo qualcosa comunque da farvi vedere, perché sono arrivati i dati dell'emergenza coronavirus, ma aspettiamo un cenno di conferma dalla regia se possiamo partire con il collegamento. Allora abbiamo Erinda Chintezza che ci aspetta in piazza. Siamo in centro storico a Bassano, siamo in una piazza davvero bellissima che già da domani, ma soprattutto nella giornata di domenica, accoglierà le celebrazioni, i festeggiamenti per il Ponte Vecchio e per il centenario degli Alpini. Prima Alex Giuliano ci ha raccontato l'aria che tira sul Ponte Vecchio, aria che arriva dalla spaccatura del Brenta e scende dalle montagne per portare sempre un clima un po' fresco, particolare in centro storico a Bassano. Invece lì, Erinda, che aria tira? Buongiorno Ferdinando, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Tira un'aria sicuramente di felicità, entusiasmo. Le persone non vedono l'ora di celebrare il Ponte Vecchio, non vedono l'ora anche di prendere d'assalto, diciamo per modo di dire, Bassano. Erinda, abbiamo avuto modo di parlare. Sì. Racconta, scusa, ti ho interrotto, raccontaci. Scusa. No, abbiamo avuto modo di parlare con qualche persona, con i cittadini, che infatti sono molto emozionati, perché ricordiamo che i bassanesi vengono identificati con il loro ponte, quindi il Ponte Vecchio è Bassano, i bassanesi si ritrovano nel loro ponte e non vedono l'ora di celebrare, di stare insieme, sempre rispettando comunque le norme. Erinda, ci sono anche turisti in questo momento in giro per Bassano, ne avete visto? Dopo noi ci stiamo occupando anche di altre situazioni legate al turismo, ma che vedremo nei nostri telegiornali, perché pare che queste celebrazioni possano portare un numero importante di alpini, di persone in tutto il territorio. Ma questo lo vediamo poi. Ti chiedo adesso se in giro per Bassano ci sono anche turisti, oppure se la giornata insomma è più tranquilla, ci sono soprattutto bassanesi e persone del territorio che magari vanno a fare la spesa o a farsi una passeggiata in centro. Esatto, ci sono maggiormente residenti e persone del territorio. Abbiamo avuto modo di intervistare e parlare con alcuni non proprio turisti, ma persone che vengono da fuori Bassano, pertanto sono sempre comunque del territorio locale. E si aspetta il weekend perché Bassano si veda veramente i turisti e l'afflusso delle persone che verranno da tutte le parti, anche delle città fuori regione.
Allora, intanto vediamo un centro che si prepara, lo vediamo alle tue spalle, si sta preparando proprio Bassano per questo rush finale. Allora Erinda, vi lasciamo perché sappiamo che avete tante informazioni da raccogliere. Questa mattina c'è stata anche una celebrazione a Cima Grappa per quanto concerne il centenario degli alpini, è stata deposta una corona di ricordo ai caduti. Noi parliamo spesso anche del Tempio Ossario di Cima Grappa, quindi c'è tutto anche un turismo che esula dal contesto prettamente della manifestazione di domenica. Però se ci saranno altre novità dal centro storico di Bassano non esitate a contattarci, le daremo in diretta qui ai nostri telespettatori. Intanto grazie. Grazie Ferdinando. Torniamo in studio. Allora, avete sentito, Bassano si prepara a questo fine settimana di eventi davvero importantissimi. Vi ricordiamo ancora una volta che domenica mattina saremo in diretta dalle 9 alle 13 qui su Canale 18 a Rete Veneta per raccontarvi tutte le celebrazioni sia del Ponte Vecchio che del centenario degli alpini di Bassano, sezione Ana Montegrappa, una delle più famose, conosciute, celebri per tutti i motivi storici e culturali anche del caso. Allora adesso andiamo avanti con la nostra informazione. Vediamo un fatto drammatico che è avvenuto a Treviso. È stato trovato un uomo in fin di vita da alcuni consiglieri comunali e purtroppo poco dopo ha perso la vita. Io mi sono accorto di questa sagoma per terra, ma così era buio, dunque non è così. Abbiamo visto, siamo scesi per primo, ma non parlavo altro, respirava, aveva un respiro insomma normale da quando ci sembra, ma non si capiva chi era o chi non era. Sanguinava dalla testa e anche dal naso, ma non si capiva dove o cosa. È il consigliere Giancarlo da Tos il primo a fermarsi per prestare soccorso. Lo seguono in pochi istanti il collega Andrea Beraldo e l'assessore Sandro Zampese. Stanno rientrando con le loro rispettive auto dal Consiglio Comunale quando a mezzanotte circa al varco Filippin vedono un uomo riverso sul ciglio della strada. Respirava, io ho tentato di dirgli qualcosa, tipo mi senti, eccetera, non rispondeva e quindi non aveva queste reazioni. Poi è arrivato anche un infermiere in borghese e poi abbiamo aspettato l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza 118. Una volta al Cafoncello l'uomo muore poche ore dopo, i sanitari informano la polizia, a muoversi è la squadra mobile guidata da Immacolata Benvenuto. A me hanno chiamato alle 3 di questa mattina. Sono sceso da casa e abbiamo compilato il verbale dettagliato di quanto è accaduto. Due i fronti di indagine, il primo capire l'identità dell'uomo, 40 anni circa, probabilmente dell'Est Europa, ma non c'è alcuna certezza. Secondo, ricostruire la dinamica e le sue ultime ore di vita. L'ipotesi principale è quella della caduta accidentale, forse dall'alto, dal passaggio pedonale sopra le mura. Effettuati i test tossicologici, nelle prossime ore sarà eseguita anche l'autopsia, seppure da un primo esame non sarebbe emerso nessun segno evidente di colluttazione né coinvolgimento di terzi. Il trauma cranico allo stato attuale sarebbe compatibile con una caduta. Il fascicolo aperto dalla procura è di tipo conoscitivo, quindi senza indagati né ipotesi di reato. Resta però una vicenda sulla quale fare luce. Ci dispiace indubbiamente perché mi sembra che sia stato un ragazzo giovane, da giovane età, e vederlo là così veramente è stato un trauma non da poco, anche perché essere impotenti davanti a una cosa del genere non è facile, vedere questa persona così, dunque non sappiamo cosa sia successo e per cosa sia deceduto. Ecco. Lasciamo da parte per un attimo la cronaca, ci sono tante altre notizie da dare per quanto riguarda tutto il Veneto. Vediamo invece proprio al volo questo video molto bello del ponte che ci racconta che cosa succederà domenica. Ponte di tutti. Domenica 3 ottobre seguiremo in diretta tutta la cerimonia di inaugurazione del Ponte Vecchio e la sfilata degli Alpini. Una giornata di emozioni indimenticabili che racconteremo passo dopo passo a partire dalle 9. Viviamo insieme un evento unico. Sarà il nostro ponte di tutti. Un evento unico, abbiamo sentito un piccolo ritorno ma è già eliminato. Allora sarà davvero un evento unico, sarà davvero un evento importante per Bassano, ma non solo, dicevamo, perché è un po' il paradigma, un po' un'idea di quello che
sta succedendo in Veneto, un Veneto che effettivamente non si è mai fermato, un Veneto che vuole ripartire già da subito, che è ripartito in quasi tutte le sue attività, in quasi tutte le sue espressioni della quotidianità, della cultura, del lavoro. C'è ancora un po' di strada da fare, c'è ancora uno scatto finale, ne parliamo al rientro della pubblicità, perché adesso facciamo una breve pausa, ma siamo in onda fino alle 13:30, sono arrivati i dati dell'emergenza coronavirus, li vediamo insieme fra un paio di minuti, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30, fino all'1:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato di cronaca, abbiamo parlato di progetti, programmi, abbiamo parlato di Ponte Vecchio, Alpini. Adesso dedichiamo un po' di tempo all'emergenza coronavirus perché sono arrivati i dati che ci arrivano ogni giorno dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Li vediamo assieme a voi, sono 349 i nuovi positivi, le nuove positività riscontrate con i tamponi di ieri, e sono 10.579 le persone attualmente positive in Veneto. È un numero che cala continuamente, questa è davvero una buona notizia, è un numero davvero in calo deciso. Non siamo ancora ai minimi termini, però insomma la direzione sembra essere quella. Sono 469.574 le persone positive dall'inizio dell'emergenza, sono 447.000 quelle che si sono negativizzate. Purtroppo sono da mettere nel novero dei decessi 11.776 persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella, che è molto importante, molto interessante, perché ci fa capire come sta rispondendo la sanità del Veneto a questa spallata del Covid. Allora sono 220 le persone ricoverate in area non critica, di cui 45 negative, 175 che sono ancora positive. Sono 54 le terapie intensive impegnate da pazienti Covid, di cui 47 ancora positivi, 7 che si sono negativizzati. Vediamo le differenze rispetto a ieri. C'è un saldo negativo di 14 unità per quanto riguarda l'area non critica. Purtroppo ci sono 3 ingressi in terapia intensiva, quindi sale il numero della terapia intensiva, ma fa parte di una tabella, di un grafico un po' a onde che vediamo nell'ultimo periodo. Purtroppo non è scesa a zero la conta dei morti, siamo a 3 decessi nelle ultime ore a causa del coronavirus. Torniamo in studio, ma solo per entrare in un'altra tabella altrettanto importante nell'ottica di quella manovra a tenaglia di cui parliamo ormai da mesi. Guardiamo le vaccinazioni, come siamo nel piano vaccinale del Veneto. Allora, ieri sono state somministrate 17.589 dosi, è un numero decisamente buono rispetto al passato. Non siamo ancora alle 20, 30, addirittura 40.000 inoculazioni quotidiane, che sono nelle potenzialità della nostra regione, però è un numero comunque importante. Sono 8.610 le prime dosi, sono 7.978 i cicli completati. Siamo arrivati a 1.000 terze dosi, cosiddetti addizionali o booster come li chiama la Regione. Il Veneto ha somministrato l'86,1% delle dosi a sua disposizione, vuol dire che c'è molto magazzino, vuol dire che ci si può muovere agevolmente in questo momento. C'è possibilità di rispondere rapidamente anche alle tante prenotazioni che arrivano, tantissime che arrivano dopo la notizia dell'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro, lo ricordiamo, a partire da metà ottobre. Ancora in questa tabella vediamo come siamo a percentuali. Il 73,8% dei veneti ha avuto almeno una dose, il 70% dei veneti ha avuto il ciclo completo, sono il 74,3% dei residenti in Veneto le persone che hanno o la prima dose o che si sono prenotate per la seconda. Vediamo che comunque sì, c'è una certa differenza, ci sono decine di migliaia di prenotazioni in atto, e lo 0,2% della popolazione ha la terza dose, ma sappiamo che per ora è riservata alle persone con gravi difficoltà e agli over 80 da un paio di giorni. Poi vediamo come sta andando con gli over 80. Queste sono le fasce di età, anche qui dati interessanti che ci mostrano comunque come la percentuale salga quando si sale sopra i 60-70 anni. Infine disabili e vulnerabili
abbastanza coperti. Anche in questo caso la campagna vaccinale fa il suo corso, una campagna vaccinale che vi racconteremo nei nostri telegiornali, perché ci sono queste novità in arrivo, novità di cui ha parlato anche il presidente Luca Zaia con la terza dose, con le prenotazioni. Dalle ore 12 di oggi sono aperte le prenotazioni per la terza dose per gli over 80 a Terminale. Oltre alla categoria dei fragili, degli anziani, delle case di riposo e dei sanitari, la Regione Veneto ora apre le terze dosi anche agli over 80 con prenotazione direttamente dal portale. Può prenotare la terza dose per chi ha più di 80 anni da subito. Il sistema è intelligente, l'assessore ha seguito questo lavoro e quindi dà la possibilità di prenotare se hai fatto la seconda dose a più di 6 mesi. La campagna in Veneto procede spedita e in una settimana è aumentata la copertura vaccinale della popolazione. La scorsa settimana eravamo a 80,9 percentuale regionale e udite udite, mi sa che sia vera quello che ho detto, che arriviamo all'85%, siamo già all'82,3%. A dimostrare l'efficacia dei vaccini i dati che arrivano dal report settimanale che mostrano un Veneto con un'incidenza di 40,7 casi ogni 100.000 abitanti, un RConT a 0,86. L'occupazione delle terapie intensive cala di un punto percentuale e si attesta al 5%. Medesimo andamento per l'area non critica che è al 3%. Un bilancio positivo, ma è necessario attendere metà ottobre per analizzare quello che sarà l'impatto dell'apertura delle scuole sull'epidemia. Vista l'esperienza dell'anno scorso, quando con il rientro in classe degli studenti si era registrata una recrudescenza del contagio. Linea blu, quella dell'anno scorso, quindi vedete la freccia blu, vedete che dopo la freccia inizia a crescere, sono i contagi che crescono dopo l'apertura delle scuole. La linea rossa è quella attuale, cioè 2021, luglio 2021, settembre 2021, dall'apertura della scuola freccia rossa, calano i contagi. E a proposito di scuole, la dottoressa Russo, responsabile della prevenzione regionale, ha analizzato nuove linee di intervento in caso di positività in classe per evitare la quarantena di tutti gli studenti. Si possono tenere presenti ad esempio dei parametri, no? Quanti vaccinati ci sono in quell'aula? Ma non in via discriminatoria, per applicare un algoritmo che dice la possibilità in presenza di tutti questi vaccinati è che comunque si è creata una bolla anche a favore di quelli che non sono vaccinati. Prima. L'altro aspetto, dov'è fisicamente, a che distanza si trovava l'eventuale positivo rispetto agli altri ragazzi? Un piano che il Veneto ha presentato durante la prima riunione del neocostituito gruppo di lavoro per la quarantena scolastica, di cui fanno parte Regioni, Istituto Superiore di Sanità e Ministero. Intanto si attendono le linee guida anche per la somministrazione del vaccino contro l'influenza stagionale, di cui il Veneto ha acquistato 1.688.000 dosi, circa 300.000 in più rispetto allo scorso anno. Vediamo come sta andando la prenotazione della terza dose per quanto riguarda l'ULSS 6 Padovana. Era il 15 febbraio quando nei punti allestiti in tutta la provincia l'ULSS 6 Euganea partiva con la vaccinazione dei nati nel 1941. A 7 mesi di distanza sono proprio loro, gli ottantenni, i primi anziani destinatari delle 12.000 terze dosi di vaccino cosiddette booster messe a disposizione sul portale vaccinicovid.regione.veneto.it/ULSS 6. Dose booster è in inglese, in realtà in italiano è un richiamo. Quindi intanto è un richiamo per chi ha fatto le 2 dosi e tra la seconda dose e il richiamo, parlando di richiamo, sono previsti, deve esserci insomma un periodo minimo di 6 mesi. Quindi non è consigliato fare un richiamo prima dei 6 mesi per gli anziani sostanzialmente. 6 mesi quindi devono essere passati dall'ultima somministrazione di vaccino anti-Covid, come da certificato rilasciato dai sanitari, ma nessuna preoccupazione, spiega la dottoressa Gottardello, perché il sistema attua in automatico un controllo. Una persona va a prenotare, magari non sono passati 6 mesi, 4, 5, non riesce a prenotare. È proprio un controllo che la Regione ha messo per aiutare le persone un po' a fare i calcoli, perché ci può essere sempre l'anziano che si sbaglia, eccetera. Per cui non preoccupatevi, se non riuscite
vuol dire che non è trascorso il tempo giusto per poter fare la dose di richiamo. Un richiamo necessario a sostenere il sistema immunitario più fragile negli anziani, che va fatto in assenza di gravi reazioni avverse alle prime 2 dosi. Perché anche il sistema immunitario vecchia, per cui questo è proprio un aiuto che si dà al sistema immunitario degli anziani. E a Padova chiude il padiglione 8 della fiera, un padiglione in cui sono state inoculate, immaginate, 340.000 dosi in poche settimane. 342.236 dosi di vaccino somministrate in 150 giorni, un lavoro ininterrotto dal 3 maggio al 29 settembre, quello del padiglione 8 della fiera. Il centro vaccinale gestito dall'azienda ospedaliera chiude i battenti, più di 174.000 prime dosi, quasi 168.000 seconde dosi e 407 terze dosi. Qui è stato somministrato per lo più il vaccino Pfizer, ma anche AstraZeneca e più di 3.300 dosi di Johnson & Johnson. Oltre ai numeri, l'impegno di medici, infermieri, volontari di protezione civile, Croce Rossa e Croce Verde e una squadra di 20 diluitori, ovvero gli esperti nella preparazione delle dosi. Qui per la prima volta, grazie alla loro precisione, si è riusciti a ricavare da una fiala di vaccino non 6 ma ben 7 dosi. Nei giorni di massima affluenza il padiglione 8 ha attivato 40 ambulatori e 22 linee vaccinali. Insomma, i ritmi sono stati quelli di un reparto ospedaliero, una squadra sempre pronta a rassicurare anche i più timorosi. Paura gli anziani no, la mezza età mi pareva più preoccupata, i ragazzi venivano in compagnia. Dei giovani che arrivavano in gruppo agli anziani felici perché così avrebbero potuto riabbracciare i nipotini. Tante le storie rimaste nel cuore di chi ha lavorato al padiglione 8, tra queste quella di un bimbo cinese di 7 anni che ha accompagnato a turno tutti i suoi parenti facendo da interprete per loro. Tanti gli stranieri infatti che hanno aderito alla campagna vaccinale. Ci sono state alcune comunità che interamente sono venute qui, si sono fatte supportare, abbiamo cercato di organizzarci in maniera tale da poter far fronte a qualsiasi esigenza, cercando sempre di rispettare il loro modo di approcciarsi e le loro culture. Ora resta operativo il vicino padiglione 6 dell'USL. La campagna vaccinale infatti non rallenta, in parallelo con le prime e seconde dosi si comincerà anche con le terze per i sanitari. In azienda ospedaliera il primo a ricevere la cosiddetta dose booster è stato il direttore della pediatria Giorgio Perilongo, poi toccherà a Ivo Tiberio, responsabile della terapia intensiva, che da febbraio 2020 è in prima linea nella lotta contro il Covid. Sembra, ma è presto per dirlo, che il trend sia in controtendenza, nel senso che sia in riduzione rispetto a quello che avveniva l'anno scorso. Questo l'abbiamo visto anche noi con i nostri dati, l'unica soluzione è aspettare, vedere, capire, osservare come sempre quelle che sono le precauzioni, mascherina, igienizzazione, distanziamento, le solite cose di cui parliamo da più di un anno e mezzo. Vedremo se la brutta stagione, che per fortuna è un po' in ritardo, naturalmente per fortuna solo per chi ama il caldo, perché sappiamo che questa siccità, questo caldo ad alcuni settori come l'agricoltura non fa certo bene, però naturalmente vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Adesso torniamo a parlare di cronaca, perché nonostante il coronavirus, nonostante tutti i problemi che abbiamo in questo momento, non si fermano mai i tentativi di truffa. Avvicinavano ignari turisti chiedendo offerte e facendo firmare donazioni per associazioni benefiche in realtà inesistenti. La Polizia di Stato di Venezia ha complessivamente sanzionato 20 persone, tra cui un minore, uomini e donne, tutti di nazionalità romena, per attività illecite legate alle truffe a favore di false onlus. Nei confronti del gruppo, a cui sono state sequestrate anche le cartelline con i fogli su cui chiedevano di apporre le firme, è stato notificato un ordine di allontanamento dal Comune di Venezia. La truffa è stata scoperta durante i controlli svolti dagli agenti nei mesi di luglio ed agosto nei luoghi di Venezia interessati da un'alta concentrazione turistica con cospicua presenza di cittadini stranieri. E sull'ultimo infortunio sul lavoro avvenuto nella Padovana, infortunio mortale, è stata aperta un'inchiesta. Aperta un'inchiesta sulla morte di Valeriano Bottero, l'imbianchino di 52 anni, morto martedì pomeriggio precipitando da 5 metri d'altezza mentre stava effettuando lavori di tinteggiatura all'interno della ditta Lavor Metal di Loreggia. Al momento non ci sono indagati, ma secondo i primi accertamenti dello Spisal di Campo San Piero e dei Carabinieri, all'origine della tragedia ci sarebbe una manovra errata da parte di chi stava guidando il carrello elevatore. Secondo i testimoni, infatti, l'artigiano sarebbe precipitato non da un'impalcatura ma da un cestello elevatore
di proprietà dell'azienda e manovrato da qualcuno che però all'arrivo dei carabinieri non era presente. Nelle prossime ore il pubblico ministero conferirà l'incarico dell'autopsia. Nel frattempo ha posto sotto sequestro l'area dove è avvenuto l'infortunio mortale, perché si potrebbe configurare il reato di omissione di soccorso. Passiamo a un altro genere di cronaca, ovvero un positivo al Covid che partecipa alla festa di compleanno di un amico. Ci sono decine di tamponi da fare adesso. Un 19enne del Bassanese è finito nei guai per aver violato la quarantena. Positivo al Covid, era in isolamento come previsto dalle norme sanitarie, ma ha partecipato ugualmente alla festa di compleanno di un amico a Tezze sul Brenta. Una quarantina, i giovani che erano presenti alla serata erano all'oscuro della positività del ragazzo. Ora saranno tutti sottoposti a tampone di controllo. Il 19enne rischia da 3 a 18 mesi di carcere e una multa da 500 a 5.000 euro. Nella zona della Pedemontana è in azione da qualche tempo, da troppo tempo secondo alcuni, quello che è stato nominato da noi di Rete Veneta ladro ninja, un soprannome che, anche se c'è poco da scherzare, è subito entrato nel lessico comune di questo territorio. Pare che dopo un periodo di riposo sia tornato in azione. Ladri in azione nella notte a Romano de Zelino, dove hanno preso di mira un'azienda e un'abitazione in via Trieste. Nel primo caso i malviventi sono penetrati nella sede della carrozzeria Simonetto dopo aver forzato un serramento. Una volta all'interno hanno rovistato senza però portare via nulla. Ma i ladri hanno colpito anche in un'abitazione sempre della zona. Entrati da una finestra lasciata aperta hanno sottratto 50 euro. Si tratta degli ultimi colpi di una lunga serie registrata in questo periodo nella nostra zona. Secondo i carabinieri, che stanno indagando anche sui furti di Romano, non si tratterebbe in questo caso dell'ormai famoso ladro ninja, ma di una banda composta da 2 o 3 elementi. Altre segnalazioni di furti arrivano da Schiavon. Secondo un residente, un ladro sarebbe stato visto scappare saltando la recinzione di un giardino e in questo caso, secondo la descrizione, si tratterebbe proprio del ladro ninja. Un altro furto è stato perpetrato, questo furto decisamente odioso, i danni di un'atleta paralimpica. Vediamo. Ha fatto tanti viaggi con me e tante esperienze e sono ed ero molto legata. L'arco che ho usato nelle diverse esperienze, tra cui sì, le Paralimpiadi, sì, a Tokyo. Asia Pellizzari, atleta paralimpica, parla così del suo compagno di vita, l'arco, che l'ha accompagnata in tante imprese sportive, non ultime le Paralimpiadi di Tokyo. Quello che per la 19enne di Marena è molto più che un oggetto, da ieri non è più accanto a lei. Qualcuno nella notte tra martedì e mercoledì l'ha rubato insieme alla bicicletta della sorellina dalla veranda dove erano custoditi, sparito insieme ad altra attrezzatura necessaria ad Asia per allenarsi e gareggiare. Attaccato all'arco c'era la faretra, il portafrecce, con all'interno i 2 sganci che servono per tirare e degli occhiali, oltre a una decina, 10-12 frecce. Al momento di andare all'allenamento Asia si è resa conto che il suo arco era stato rubato. Male, molto male, non sapevo neanche che cosa dire, ero senza parole. La giovane, da quando è tornata da Tokyo, si sta allenando per i prossimi impegni in programma, utilizzando proprio quell'arco realizzato appositamente per lei. Il mio arco è davvero molto prezioso per me e sì, non è più in produzione come gli sganci che mi servono assolutamente per tirare, come qualsiasi arco che io usi. Con i miei allenatori avevamo deciso appunto che mi avrebbe portato nelle prossime importanti competizioni, prima fra tutte il mondiale che ci sarà a Dubai a febbraio. Senza l'arco al momento non è possibile proseguire la preparazione. Senza gli sganci, senza gli occhiali, no, e quindi sono ferma. La giovane atleta si rivolge a chi ha portato via il suo arco. Sono disposta a dare un contributo se chi si è preso il mio arco ha fatto per bisogno, e se invece qualcuno avesse il desiderio di imparare ad usarlo, sono a disposizione. La speranza di Asia e della sua famiglia è che l'arco e la bici possano essere restituiti. E quell'arco rimarrà mio sempre, anche se nelle mani di qualcun altro, di altri.
e quindi chiedo per favore di restituirmelo, che è addestrato a far centro solo con me. Un appello del quale ci facciamo volentieri portatori, se qualcuno sa qualcosa siamo a disposizione eventualmente per fare da tramite con l'atleta. Adesso andiamo avanti con la nostra informazione, con la cronaca, perché è successo una vicenda molto brutta e particolare in un asilo di Mestre. Troppa tensione. Questo si sta vivendo nelle scuole comunali. Una tensione che si scarica sul personale ausiliario che deve accogliere i genitori, i bambini, verificare i Green Pass. Una tensione che si scarica sul personale educativo. Sono stati momenti concitati al Nido Trilli di Mestre. I sindacati denunciano un'aggressione verbale con tentativo di colluttazione al personale non docente. La UIL scrive in una comunicazione alla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale, ai referenti Ames SPA e all'assessore al personale e ai servizi educativi del Comune di Venezia che il genitore si è fermato solo davanti all'annuncio di un imminente intervento di 2 pattuglie della polizia locale. È successo durante il controllo dei Green Pass, specifica la CGIL, aggiungendo anche che l'ausiliaria ha accusato un malore. Ad andare in escandescenze pare un genitore scoperto ad esibire un certificato non suo per entrare nel plesso. Sono settimane che chiediamo all'amministrazione comunale di aprire un confronto, una discussione per risolvere i problemi, per affrontare quello che sta avvenendo, per dare risposta alle lavoratrici e sostenere le famiglie. E invece ci viene negato questo confronto, non c'è nessuna discussione, si fanno scelte unilaterali che stanno producendo solo e soltanto una cattiva gestione di questi servizi. Noi vogliamo l'immediata convocazione del tavolo, altrimenti metteremo in campo la mobilitazione. Alla lavoratrice è arrivata anche la solidarietà della capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo, che ha chiesto un intervento concreto per garantire nelle scuole organizzazione, sicurezza e professionalità. Cambiamo argomento, anche se siamo sempre nell'ambito della cronaca, vediamo quelle che sono le ripercussioni del sciame sismico che ha spaventato parecchio la zona della Marca Trevigiana. La mia bambina mi ha chiamato: guarda papà, ti è sentito un forte boato, e tremava tutta la palazzina. E noi abbiamo una casa con quante vetrate, quindi abbiamo sentito proprio la botta proprio, e alla seconda scossa siamo scesi giù in giardino perché abbiamo detto stiamo qui tranquilli finché non è passato un po', e poi siamo risaliti in casa. 20 scosse in 48 ore, la zona tra Valdobbiadene e Miane ha tremato più volte. Ieri epicentro a Miane. Gli abitanti della vallata del quartiere del Piave si sono ritrovati nelle piazze fuori casa. Questi eventi così frequenti, perché un sisma ogni 5 anni insomma è una frequenza molto elevata, servono anche e soprattutto a ricordare a tutti che siamo in una zona ad elevata sismicità, e quindi bisogna far tutto quello che serve per mettere in sicurezza la popolazione. Maggiormente sentite quelle avvenute nella notte quando tutti erano a letto. Ero a letto, è stato proprio come un boato forte e avevo un appendino appeso e ha cominciato a oscillare quello, e anche proprio una forte vibrazione, no? Ho preso tanto spavento. Colpi forti anche quelli di ieri l'altro la notte, però ancora. Il secondo colpo, sì. Il consigliere regionale Tommaso Razzolini al momento del terremoto era in municipio a Valdobbiadene. L'ho sentito sì, sia ieri che ero proprio in municipio col sindaco in sede aggiunta, avevamo appena iniziato a parlare, abbiamo sentito prima la botta e poi subito dopo la scossa di terremoto siamo scesi in piazza col discorso che in piazza stanno facendo i lavori, qualcuno pensava che fosse qualche mezzo, in realtà era proprio una scossa di terremoto. La prima volta che sento tante scosse in poche ore, ci dice. Da quello che ricordo io è la prima volta, non ricordo scosse così forti e così vicine nella mia vita, ecco, da quando sono nato non me le ricordo. Nel 2019 è stato anche scritto un vademecum. Dà indicazioni delle aree di attesa da raggiungere in caso di calamità sul territorio comunale. E in particolare una parte che trovo molto importante e innovativa di questo libretto sono le procedure di emergenza da adottare con persone con disabilità di vario genere.
Allora, vediamo adesso, chiudiamo il nostro telegiornale con una pagina dedicata alle celebrazioni del fine settimana che si svolgeranno a Bassano del Grappa, che trasformano Bassano nella capitale da una parte degli alpini, dall'altra anche del bello e della storia con l'inaugurazione del Ponte Vecchio. Vediamo il programma di queste celebrazioni. Inaugurazione del Ponte Vecchio, istruzioni per l'uso. Il programma delle celebrazioni, dall'arrivo delle autorità alla sfilata degli alpini, passando chiaramente per il taglio del nastro, è circoscritto nel triangolo Angarano, Piazza Castello e Piazza Libertà. Si inizia alle 8:30 nello spiazzo davanti al Teatro Gobbi, dove gli invitati ufficiali, circa 300, dovranno esibire il Green Pass e prendere posto per assistere alla prima parte dell'evento. Alle 9:30 prenderanno parola le autorità, fra cui il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Interverranno anche il ministro alle disabilità Erika Stefani, il cardinale Pietro Parolin e il presidente dell'ANA Sebastiano Favero. Da Roma è atteso anche un esponente del governo. Dopo l'inno nazionale, verso le 11, una ristretta delegazione composta da 15 persone si incamminerà lungo via Gamba verso il Ponte Vecchio per il taglio del nastro. A questo punto saranno circa le 12, spazio per la grande sfilata degli alpini. In 800 attraverseranno il Monumento Nazionale in rappresentanza di 80 sezioni provenienti da tutta Italia. Una lunga scia di penne nere che da Angarano salirà lungo via Ferracina, via Bellavitis per confluire in Piazza Libertà. Dietro agli alpini procederanno i rappresentanti dell'amministrazione comunale e i consiglieri cittadini. Nell'intera area si potrà accedere solo con Green Pass. La capienza massima consentita dalle autorità è di 20.000 persone nell'anello esterno. Al lavoro, per la sicurezza e per le mansioni di controllo, oltre 180 appartenenti alla protezione civile, 150 alpini e numerosi volontari. E quindi sentiamo le voci di chi si prepara ad accogliere tutta questa festa. Domenica l'inaugurazione ufficiale del Ponte Vecchio, un monumento che viene restituito non solo ai bassanesi ma ai veneti, ai cittadini d'Italia, d'Europa e del mondo. Un patrimonio che fa già sentire tutti quanti più ricchi. Era qualcosa che aspettavate? Anche troppo a lungo, direi, rispetto all'inizio, quando ci sono state le manifestazioni, raccolta di fondi. Io che tengo tutti gli articoli dei giornali, se uno va a vedere abbiamo perso anni. Molto contento. Doveva essere molto prima, comunque molto contento. Il ponte è il simbolo di Bassano, giusto? Perciò era importante averlo. È sicuramente una bella cosa perché è stata una roba lunga, di tanti anni, che qua fermo, in palcatura, non era una bella scena e quindi fa sicuramente piacere. Domenica inaugurazione ufficiale del Ponte Vecchio. Una soddisfazione, un'emozione, insomma, sarete presenti? Io penso di no perché devo lavorare, però comunque ci sarò con vedrò il risultato alla TV. Sono andato a vedere anche l'ossario, bellissimo. Quindi lo segue, diciamo, non sarà presente qui? No, perché sono da Vicenza, però lo guardo per la rete veneta, che è molto bella. Con questo complimento che noi accogliamo sempre molto volentieri, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Alessandro Costacurta in regia, ringraziamo tutti i giornalisti, tecnici, gli operatori che ci hanno permesso di raccontarvi che cosa sta succedendo oggi in Veneto. Vi diamo appuntamento ai telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per capire ancora ulteriormente che cosa succede nella nostra regione, nel nostro territorio. Vi ricordiamo che domenica mattina siamo in diretta per un'edizione straordinaria dei nostri telegiornali per raccontare l'inaugurazione del ponte di Bassano e naturalmente per il centenario degli alpini della sezione ANA Monte Grappa di Bassano. Per tutto il resto vi auguriamo un buon pomeriggio e una buona giornata.